fuma tanto, è scomoda, ma è divertentissima, è ignorante, senza turbo, senza niente, solo cattiveria, trazione posteriore e cavalli americani. Che figata! Cerchiamo di non farci arrestare. Ah, basta che non mi alzi in aria. E ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi siamo al campo, ma aspettate un attimo che stiamo avanzando alla grande con i lavori. Anche oggi i ragazzi si stanno divertendo in pista. Antonio sta facendo lezioni, noi ci stiamo continuando a pulire l'aria. Ma non sono qui per parlare di questo. Oggi siamo qui per provare una macchina molto interessante. L'avrete già vista, ragazzi. Lui è Alessandro, il ragazzo ci sta aiutando anche con il progetto DLTM e a brevissimo uscirà il primo episodio ufficiale con la moto rimontata. Stiamo aspettando le sospensioni perché raga stiamo creando un mostriciattolo. Quindi tenetevi pronti, rimanete connessi e iscrivetevi al canale che oggi vi porterò in giro con lei. Sì ragazzi, vi farò scoprire un po' cosa è capace di fare questa macchina. Lui già ride perché già sa quello che può fare questa macchina. È iniziato il Black Friday per Insta360 e ci sono dei prezzi mai visti prima. Gli sconti partono dal 15% per la X4 fino ad arrivare al 47% per la Ace Pro, la cam che mi vedete utilizzare tutti i giorni sul casco. Le cam Insta360 sono le cam più versatili che conosco e lo noterete anche dal video. Grazie ai molteplici accessori e al selfie stick da 3 metri possiamo realizzare delle riprese fantastiche. È il momento perfetto per acquistare una Ace Pro perché ragazzi il 47% di sconto su questa cam è qualcosa veramente di assurdo. Sapete tutte le funzionalità che ha perché le vedete tutti i giorni tramite i miei video e approfittatene adesso per acquistare perché con la settimana del Black Friday oltre ai vari sconti tramite il link che trovate in descrizione avrete anche il morsetto del kit moto in omaggio. Ma adesso bando alle ciance e andiamo a divertirci con questa Camaro. Lo staccamo direttamente contro le trazioni. Ah, quindi già partiamo con i controlli staccati, quindi va bene, cioè. Allora, raga, adesso Alessandro ci darà qualche info in più sulla macchina. Di che motore parliamo? Allora, questa qui è una Camaro SS del 2010 che monta un 6002 V8 da 435 cavalli. Ovviamente classico motore americano ad asse bilancieri, aspirato, senza turbo, senza niente, solo cattiveria, trazione posteriore e cavalli americani. Sono curioso ragazzi. Aspetta, devo togliere gli occhiali perché vedo vedere le mie espressioni. È lo spiazzale tutto per te. Guarda questo spiazzale, è tutto per te. Che faccio? Parto direttamente a girare? Vai, fammi spaventare. Raga, avete visto di cosa è capace questa macchina? Detto, assurdo! Ignoranza e trazione posteriore. Raga, è una figata assurda questa macchina, avete capito di cosa è capace? Vabbè, a parte che secondo me ci vuole anche un po' di manico per saper fare. Perché queste macchine sono belle e care ma sono pericolosissime. Infatti secondo me portarla senza controlli di trazione, immagino, io non ho un'esperienza a livello di auto così importante, però ho guidato qualche macchina, anche in pista ho guidato l'M4, mi rendo conto che quando la trazione posteriore inizia a scivolare, cioè avere questo controllo... L'esperienza non è una cosa che si compra, purtroppo. Non è infatti come... ragazzi, sali sopra, sali sopra. Vogliamo vedere un attimo uno 0-100, capiamo un attimo cosa è capace di fare questa macchina ragazzi. Qua? Vai, vai. Te la faccio tipo Barnato. Vai, 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 vai. Che figata ragazzi. Oh, voglio vedere uno 0, cioè devo guardare il contachilometri. Questa volta devo cercare di guardare il contachilometri. Me la sto godendo un po' anche io raga, che volete. Madonna, il chiodo nei sedili. Aspetta, siamo usciti di strada, mettiamo le cinture. Non ce l'avevamo ragazzi perché stavamo in un'area chiusa. Adesso che siamo usciti per strada mettiamo la cintura. Cintura sempre.
Importantissimo. La cam si mantiene alla grande. Raga, oggi riprese full Insta360. Abbiamo lì una Ace Pro, lì la X3, qui la X4. Vi ricordo e vi lascio sempre il link in descrizione perché queste cam sono fantastiche. Ma io direi di ritornare indietro o vuoi fare un'accelerata fuori per strada? Cerchiamo di non farci arrestare. No, e allora ritorna indietro perché secondo me ci arrestano tutti e due per strada insieme. Insieme non possiamo stare. No, perché... Andiamo con le moto, che tanto quando con le moto che tu possiamo... mi casi e io divento ancora più stupido. No, abbiamo l'area privata, andiamoci a divertire lì. I casi diventa ancora più Bravo. La gente che guarda la telecamera. Giustamente non capisco. Mamma mia. Micidiale. Mi avrei che lato. Raga, allora dovete andare a supportare, condividete questo video e fatelo arrivare almeno a 2000 like, perché abbiamo un CR502 tempi da provare. Avete mai visto un IZ452 tempi? 4,90. 4,90 due tempi. Z. Allora, iscrivetevi, andate a dare supporto anche ad Alessandro, vi lascio qui il tag della sua pagina Instagram, perché raga veramente ne combineremo delle belle insieme. Ha tantissimi mezzi super ignoranti, super divertenti, dei veri mezzi, non quelle cose elettriche che... Aspettate, adesso di nuovo lo sparo. Mi preparo. Voglio fare la ripresa dello 0-100. Sto cagando sotto, assurdo. È troppo bello, c'ha una potenza assurda, Intro del video, basta. Ho entrato un attimo di panico. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. No, io devo riprendere qualche vabbè, ma abbiamo lei, lo facciamo da qua la ripresa dall'esterno. Ma si può mettere pure lei al centro e gira attorno. Ma tu se ti metti al centro io ti so girare attorno. No, basta che non mi alzi in aria, per No, me va non ti benissimo. va, tu basta che stai fermo. Io sto Devi stare fermissima. immobile. Immobile. Dove vuoi? Basta che stai ferma. Siamo pronti. Partita in automatico, sorry. A little later. Siamo pronti. Ti sentita un attimo in Tokyo Drift? Ragazzi, che dire, figata assurda, guardate le gomme, le hai stracciate un po'. Ma guardiamo un po' anche l'estetica. Grazie Francesca. Guardiamo un po' anche l'estetica di questa macchina. Le linee cattive americane. È doppia, è grande, guardate questa ruota. Cioè questa è la mia mano e raga ho una mano grande. Guardate questi cerchi, quella pinza. Oh, Brembo. Tararara. Sei ignorante, manco la compro. Raga, veramente questo muso è spettacolare. Un vuoto di pura cattiveria. Che bello. Quanto cacchio è grande. Porco Giuda. Avete visto un po' quello che è capace di fare, ma andiamo a scoprire anche i pro e i contro di questa macchina. Diciamo se ha delle pecche. È divertente, è ignorante, ma ha anche dei difetti sicuramente. Abbiamo un poco i difetti di questa macchina innanzitutto sono il fatto che è una macchina scomoda. Ovviamente per noi a Napoli è una macchina impensabile da usare perché è grandissima, consuma in una maniera impressionante. Siamo intorno ai 6 5 km al litro. 5 al litro, 6 al litro, poi dipende, in autostrada il 10, l'11, ma è un pozzo senza fondo. Un altro difetto è il fatto è che gli americani purtroppo quando fanno le macchine non hanno delle unità degli spazi della misura, quindi è enorme, da dentro non si vede niente, non hai le prospettive del muso. C'è da dire anche che tu sei stato in America rispetto alle nostre strade. Infatti, ci sono strade molto più ampie. Sì, ma infatti io da quando sono stato in America mi sono dato tante risposte alle domande che mi facevo su come venivano progettate quest'auto e una volta stato là ho capito tante di quelle cose che è tutto studiato. Le nostre per strade loro. sono piccolissime, Noi ragazzi. purtroppo non possiamo fare nulla qui, soprattutto a Napoli che
proprio un altro mondo. Quindi allora consuma tanto, è scomoda, Ma è divertentissima, è ignorante, c'ha tanti cavalli che scarica solo sulle ruote posteriori ed è ignorantissima, puoi sgommare quanto vuoi tu. Questa diciamo è più una bruciagomme che... io continuo a guardarla, raga. Lo sapete, sono un po' estraneo al mondo delle macchine, ma perché voglio affacciarmi a questo mondo con modelli veramente seri. Per ora mi rubo la mamma mobile e ne ho distrutte un paio. Quest'anno anche abbiamo contribuito a ricomprarla, però adesso inizieremo anche a portare molte più macchine sul canale. Fatemi sapere anche voi se potete essere di supporto e avete qualche mezzo bello da raccontare sul canale. Scrivetemi qui sotto nei commenti o mandatemi un'email a valentinopezzi98@gmail.com. quindi vi attendo per testare i vostri mezzi insieme a voi e raccontarli sul canale. Andiamoci a fare altre due sgomme, perché tanto i pro li abbiamo detti, i contro li abbiamo detti. Consuma, però è troppo bella. Andiamo a fare due sgomme. Raga, e finisce anche questa nuova avventura. Vi ripeto, se volete vedere altre auto sul canale potete aiutarmi anche voi con i vostri mezzi. Io insieme ad Alessandro sicuramente porterò altri video. Dobbiamo provare il CR500, l'IZ490, c'ha diversi mezzi restaurati belli interessanti. A parte che ha già 4-5 macchine da portare sul canale, ma ha comprato adesso un mezzo veramente super interessante, Parecchio. che vedrete a breve. Direzione America, cioè arriva direttamente dall'America. Lo aspettiamo. In confronto la Camaro è una carriola rispetto a quella. È proprio come questa qui. Alza la carriola. Come la Camaro è Aspettate ragazzi, eccola la carriola col fratellino. Raga, noi ci becchiamo alla prossima avventura. Iscrivetevi al canale, dateci supporto. Un bacione, ciao.